Va ora in onda Cultura Padana. Buona Padania, buona Benacchia a tutti. Sono Andrea Rognoni e oggi puntata speciale in occasione dei 50 anni dalla morte di una persona che prima ancora che calciatore era un classico esempio di giovane padano. Giovane padano nel senso di un padano che in Padania riuscì a fare cose strepitose, morendo purtroppo giovanissimo per incidente d'auto. Parliamo di Gigi Meroni. Ma prima qualche annuncio. Il 20 ottobre alle ore 21 a Vimercate, alla Biblioteca Civica Piazza Unità d'Italia, parlerò di Lombardia, una terra, una storia, un'identità, in occasione anche dell'approssimarsi sempre più fitto e decisivo del 22 ottobre. L'occasione poi sarà anche per presentare la mia geostoria della civiltà lombarda per la prima volta nella Brianza nord-orientale, avvalendomi anche della presenza di Mirko Molteni, che ha collaborato nella stesura dei volumi per la parte relativa alla Brianza. Io invece ho curato i volumi e ho fatto la parte relativa a Milano. Comunque Geostoria della civiltà lombarda edizioni Mursia sarà presentata in quell'occasione, ma sarà ancora di più, grazie anche all'introduzione di Andrea Flumiani, sarà ancora di più l'occasione per cercare di far capire nel cuore della Lombardia, l'antica Vicus Mercati, di Mercate, come mai la Lombardia ha bisogno di autonomia, ha un urgente bisogno di autonomia, come mai? Partendo dalla storia, partendo dalla memoria, partendo dalla sua grandiosa civiltà. Dello stesso argomento e in nome degli stessi volumi, Geostoria della civiltà lombarda, parlerò a Gallarate il 25 ottobre alle ore 17 a Palazzo Borghi, cuore storico e culturale di Gallarate. Sarà per l'occasione presente l'altro mio collaboratore, anche del Centro di Culture Lombarde e redattore di Terra Insubre, Stefanazzi Roberto. Sarà presente a parlare ovviamente della sua parte che ha fatto su Gallarate, Busto e Varese. Sono personaggi questi che stanno ancora molto giovani, sia Molteni che Stefanazzi, che stanno dando tantissimo per il recupero della nostra cultura, della nostra storia, della nostra memoria. Il fatto appunto che nel giro di pochi giorni, a ridosso del referendum più importante della nostra storia, della nostra vita, si faccia la presentazione e soprattutto ci si renda conto assieme, ripeto assieme, non voglio ritenermi protagonista esclusivo, ci si renda conto di come la nostra regione, in particolare la zona dell'Insubria, ma già sono state fatte presentazioni anche in altre aree orientali della Lombardia, si renda conto che senza la riscrittura di una storia vera, di una storia che finalmente renda conto della grande unità, profondità, identità della Lombardia, non si possa in qualche modo decidere autonomamente, prima di tutto con la mente, col pensiero e poi col cuore e con la mano, meglio col dito, visto che per la prima volta nella storia d'Italia, fra le prime volte nella storia d'Europa, si vota grazie al sistema digitale e non cartaceo. Quindi ripeto, a Gallarate alle ore 17 Palazzo Borghi, ma del 25, mercoledì 25, prima tutti a Vimercate, alla Biblioteca Civica di Vimercate, provincia di MB, Monza Brianza, Piazza Unità d'Italia, spero anche Piazza Unità di Lombardia presto, per parlare della nostra terra, della nostra storia, della nostra identità. Ore 21 a Vimercate la sera del 20 ottobre, ore 17 a Palazzo Borghi di Gallarate il 25 ottobre. Gli annunci per ora sono finiti, vi ricordo peraltro ancora, come era stato detto sabato, per chi è interessato invece all'affaire Catalan, come si dice in francese,
vada in Corso Magenta 59 alle ore 17:30, 18 di oggi e ascolti chi la sa più lunga di tutti noi, e in particolare, oltre all'onorevole Borghezio, anche e soprattutto Eric Ravello, che è il principale protagonista del centrodestra catalano in questo momento di grande trasformazione della loro civiltà. La parola civiltà si adatta molto bene, secondo me, sia a paesi europei come la Catalogna, ma anche e soprattutto alle nostri borghi e alle nostre realtà rurali. La nostra civiltà è certamente la grande civiltà padana, che ha prodotto nel suo seno anche la civiltà lombarda e veneta, che si apprestano finalmente domenica prossima a dare un segno definitivo non solo di vita ma appunto di onore sociale. Bene, vi dicevo 50 anni dalla morte di Gigi Meroni, ma perché parlarne in una trasmissione come questa? Perché ci sono pagine dello sport e dello spettacolo che trascendono la dimensione di divertissement e nella loro tragica efferatezza ci regalano un ricordo che è tipicamente padano. L'abbiamo fatto con Luigi Tenco il 27 gennaio scorso e ora arriviamo alla Ser Meroni. Gigi Meroni lo stanno ricordando tutte le principali emittenti giornali in questi giorni. 50 anni fa moriva in un incidente stradale in cui, per una serie di circostanze fortunate, un compagno di squadra, anch'egli padano, non riusciva insomma a sopravvivere. Meroni no, dopo aver giocato una partita di calcio. L'ambiente del calcio è sempre stato molto asfittico, ma ai tempi regalava anche pagine di umanità. Gigi Meroni era cresciuto a Como, una città piena d'acqua, e lì aveva dribblato per la prima volta i ragazzini negli anni 50, perché era del 43, pensate. Aveva dribblato i ragazzini delle squadre comasche in un campetto sportivo ridotto, limitato, che sapeva di oratorio e schiaffi di mamma e papà al ritorno un po' ritardato. Ma Meroni fu notato proprio per il suo dribbling, che è forse il più famoso dribbling della storia del calcio, assieme a quello di Sivori e di Maradona. Fu notato da qualcuno che lo fece giocare nelle giovanili, successivamente nella squadra locale, poi nel Genoa. Diamo questa pronuncia inglese perché il Genoa Football Club fu fondato da inglesi, ma poi infine anche e soprattutto al Torino. Ora, esistono una serie di circostanze a sfondo esoterico che tra poco svilupperò, che lasciano ancora oggi un'angoscia tremenda. Ma quello che importa è ricostruire il personaggio. Il personaggio non era solo un calciatore, non era solo un dribblatore, non era solo, come sarà per sempre, la farfalla Granata. Qui il libro più bello è proprio di Lando della Chiesa, La farfalla Granata, da cui è stato tratto un bel film. Era anche un pittore, amava la musica, si vestiva in maniera eccentrica, molti lo scambiavano per Ringo Starr dei Beatles, e sulla musica dei Beatles viveva un'esperienza romantica in una mansarda torinese assieme a una ragazza già sposata che ritrovava con lui la gioventù, una ragazza di origini polacche. Gigi Meroni portava al guinzaglio una gallina, scherzava con battute dall'accento tipicamente padano, dove appunto il nuovo ambiente piemontese si mischiava
con quello brianzolo, in nome certo di quell'antica, particolare, grande volontà di unire la Brianza a Torino, che partiva dai re di Savoia. E poi ancora tanti spunti che certamente sono più tecnici. Non c'è solo il dribbling con le calze abbassate, c'è anche una strepitosa capacità creativa, un estro che, ricordate, danneggiò perfino Facchetti, uno dei più grandi difensori padani del mondo. E poi naturalmente la sua imprevedibilità e quel tipo di genio calcistico che se il destino gli avesse regalato la possibilità di andare oltre quella asfittica età di 24 anni, probabilmente l'avrebbe definitivamente regalato alla storia del calcio come uno dei più grandi calciatori del mondo, assieme a Pelé, Maradona e quant'altro. Ma ripeto, il calcio qui interessa meno perché il personaggio era un personaggio che in qualche modo simboleggiava, era una vera e propria metafora dei tempi di allora che stavano cambiando, degli anni 60 in Italia, votati a una forma di iconoclastia che certamente passava già attraverso i divi del pallone, ma come sottolinea anche Tony Damascelli sul giornale di ieri, era ancora poesia. Meroni figurina immortale, dice Damascelli, di un calcio che era poesia. Celebrato adesso, meno quando giocava, perché era considerato troppo naif, sorta di Ligabue del calcio, e anche contrastato per motivi morali o moralistici, visto che conviveva con una donna sposata e i suoi stessi funerali non furono accettati in senso religioso dalla Chiesa. Tanti spunti esoterici, sì, assolutamente. Voi sapete che si chiamava Gigi Meroni anche il pilota dell'aereo di Superga? Incredibile. Non c'è un fil rouge attraverso i nomi, i cognomi, attraverso i destini che si incrocia e ripropone qualcosa di insondabile nell'universo umano, ma soprattutto padano. Certo, si disse, la tragedia di Superga non era finita nel maggio del 49, ma finiva quella sera piovosa di ottobre. Io ho un ricordo personale, naturalmente, perché a Milano, dove vivevo, a zona San Siro, ero attanagliato dalla febbre quell'anno, avevo 11 anni. Arrivò la mattina dopo, perché non c'era quella prontezza di notizie come oggi, arrivò sul mio tavolo un giornale con su scritto: Gigi Meroni, la stella del calcio, è morta in un incidente stradale. Ecco, era una delle prime volte nella mia vita che riflettevo sul fatto che una banalità, una distrazione, un'inerzia cambiava il destino delle persone, cambiava il destino delle persone famose, cambiava il destino delle persone non famose, chiudeva epoche, ne apriva di nuove. Era appunto la mattina del 16 ottobre, come questa mattina, del 1967. Io, studente di scuola media, febbricitante e stravolto da quella notizia. Certo, è banale pensare che un ragazzo che poi diventerà insegnante e fervente sostenitore dell'idea del federalismo e della libertà dei popoli, ecco, in qualche modo si facesse affascinare banalmente da quella notizia.
ma quella notizia, ripeto, non era solo una notizia di calcio, era qualcosa di più. Uno attraversa una strada una sera a Torino per andare a divertirsi e viene falciato. Ma viene falciato da chi? Perché vi ho parlato di Gigi Meroni, pilota di Superga, che ha mandato a morte il grande Toro e la grande nazionale. Vorrei parlarvi anche di Attilio Romero, detto Tilli, futuro presidente del Torino, che andò a sbattere contro le gambe e il corpo di Gigi Meroni, mandandolo a miglior vita. Naturalmente la responsabilità era relativa e soggettiva e giustamente fu anche discolpato col passare del tempo. Poi naturalmente i processi in Italia non finiscono mai e c'è ancora qualcuno che sta a pensarci. Certo, è accaduto, tragica fatalità, distrazione forse, fortuna di Poletti, che non era come compagno di squadra la stessa traiettoria della macchina e che fu colpito soltanto di striscia. Ma allora Tilli era soltanto uno studente che, pur figlio di un grande medico, non sapeva di dover e poter diventare presidente del Torino. Questi destini incrociati, queste figurine che non sono solo del calcio, sono della vita, della storia, della società, dell'industria padana, che si incrociano, si odiano e si amano, si uccidono e si ridanno la vita, come sta a testimoniare quel cippo, appunto, posto lungo corso Umberto a Torino, che ricordo ancora oggi e che è stato celebrato proprio ieri da chi evidentemente ha ancora a cuore questa vicenda. Le ore al pronto soccorso e la necessità di dare la notizia ad una urlante fidanzata, 50 anni, un soffio forse per l'eternità, ma come qualcuno ha scritto, il regalo del destino e della storia che viene fatto a un giovane, un ragazzo, di rimanere sempre giovane. Non è mai invecchiato, non è mai diventato, come dire, protagonista di altre storie troppo adulte, come certi calciatori degli ultimi anni e degli ultimi tempi. Non ha conosciuto le squadre padane diventare multirazziali e multietniche, non ha visto quello che poi sarebbe diventato l'ultimo scudetto anche della sua società, il Toro del 76, firmato da altri brillantei come Sala e Pulici, ma era dice naturalmente allenatore. Ma il prof Roglioni che sta parlando di calcio come un esperto? No, assolutamente. C'è qualcosa, cosa c'è nel calcio che lo sottrae dalla routine mass mediatica, globalizzante, oramai mondialistica, mercificante? C'è la padanità, c'è la storia di un ragazzo in questo caso che era partito dal Lario, era andato su un'altra fonte d'acqua, il mare Ligure. Giustamente oggi leggo ci sono dei tifosi genoani che si arrabbiano perché si ricorda solo il Meroni torinista, torinese, Granata, ma non si ricorda la farfalla di Marassi, non si ricorda un Meroni che si tuffava nel mare in cui si stava tuffando anche Paolo Villaggio, che quest'anno è passato a miglior vita. Personaggi come questi sono rari nella loro ecletticità, nella loro originalità, nella loro incredibile storia, nel loro incredibile destino, tragico certo, però degno in qualche modo di una forma di mitologia padana. Se mai si potesse scrivere o riscrivere una forma di mitologia padana, il posto occupato da Gigi Meroni sarebbe sicuramente degno dell'altrove celtico, di un mondo che va onorato nella misura in cui i lombardi, i veneti, ma certamente anche i piemontesi, i liguri, gli emiliani, i romagnoli
appartengono a un unico destino spirituale, che è un destino spirituale al di là delle vicende politiche, che vorrebbero certo far ritornare noi in una dimensione troppo terrena, ma non dimentichiamo che la cultura non appartiene a questo mondo se noi la accettiamo come dono assoluto della natura, di Dio, o fate voi degli antichi dei celtici. Rinnovo a questo proposito gli auguri per l'Edera, che nel Fiordiaco celtico appunto sta compiendo questi anni, gli anni e questi anni. Mi avvio a concludere la trasmissione chiudendo con questo ricordo, che è il ricordo di un giovane rimasto per sempre giovane, che era partito da una zona della Padania per approdarne a un'altra e di fare una tragica fine. Era partito con le speranze, ma anche con l'atteggiamento un po' ribelle di chi educato a un certo tipo di comportamento, di realtà, scopre qualcosa di nuovo e di bello, ma anche cerca di portare la sua estroversione in un mondo già allora un po' noioso. Vi ricordo gli appuntamenti della prossima settimana e vi aspetto. Vimercate, 20 ottobre, ore 21, Lombardia, una terra, una storia, un'identità, Piazza Unità d'Italia, Biblioteche Civiche. Gallarate, 25 mercoledì ottobre, ore 17, Palazzo Borghi, presentazione dei 2 volumi Geostoria della civiltà lombarda. La storia è veramente maestra di vita, non perché lo dicevano gli antichi latini, infliggendo spesso e volentieri pene atroci a chi non stava al loro gioco, ma perché lo scopriamo volta per volta a noi che ci troviamo dentro un passaggio della storia e vogliamo esaminarla sia nella prospettiva di una visita retro, sia nella prospettiva di un futuro che sta urlando la sua voglia di essere presente. 22 ottobre, il futuro della Lombardia e del Veneto, di quella che io chiamo Benacchia, sta urlando la sua voglia di diventare presente. E i treni, i TGV in Francia, le frecce rosse, le frecce padane, che potrebbero esistere chissà dove, nell'altrove celtico, forse esistono, non passano 2 volte, non passano 2 volte. Saliamoci sopra con la forza e il coraggio di chi riconosce, grazie alla rivisitazione della cultura padana, il senso e il significato di una missione. Non siamo nati, non siamo cresciuti in Lombardia, in Veneto, per metterci a fischiare, per guardare dall'esterno gli altri che stanno giocando un gioco al massacro, indipendentemente dall'argomento. Certo, si tratta di un referendum a sfondo economico, certo si tratta di un referendum per l'autonomia, non per l'indipendenza, questo è chiaro, ma si tratta anche di una scommessa alta, nobile, profonda, irripetibile col destino di quello che ci rimane nella nostra vita, ma il destino soprattutto dei nostri figli e dei nostri nipoti. Non dimenticatelo. Un grande abbraccio padano. Venezia risorga, risorga Milano, Milano risorga, risorga Venezia. Un grande abbraccio padano a tutti, a risentirci. Avete ascoltato Cultura Padana. Per la tua pubblicità